È andata in archivio la festa della Madonna del Carmine di Porto Empedocle 2018. Un intero popolo attorno a lei anche quest'anno. Fede, devozione, tradizione. Questo è lo spirito che lega la città marinara alla santa protettrice dei pescatori. Sabato pomeriggio i tradizionali giochi, tutto è iniziato alle 17 con l'antenna a mare, nello specchio d'acqua antistante il molo di Ponente, su una barca numerosi giovani, un palo di legno cosparso di grasso e alla sua estremità una bandiera da prendere. Poi ci si è spostati in via Roma per il gioco delle pentole, delle giare ripiene a sorpresa da rompere da bendati e guidati dal compagno di gioco, ed in piazza Kennedy la padellata offerta dai pescatori, chili e chili di pesce cotti al momento e donati alla città. Ospite dell'iniziativa l'autore e regista Michele Guardì. Ieri la giornata conclusiva, ma forse anche la più suggestiva. La Madonna è uscita alle 20 dalla chiesa madre ed è stata accompagnata in processione. Poi il momento clou. È salita in barca per vedere i giochi pirotecnici, uno spettacolo durato circa mezz'ora. Attorno alla Madonna, tante le barche uscite in mare per salutarla ed accoglierla. Al ritorno la statua è stata portata in spalla dal porto fino alla chiesa madre, dove è rientrata alle 2 di notte. Attorno a lei un tappeto di gente che l'ha salutata dandole appuntamento al prossimo anno.